Madri e figli con problemi di relazioni familiari, mogli lasciate dai mariti, lavoratori rimasti senza un lavoro o giovani che un'occupazione non l'hanno mai trovata. In 102 si sono rivolti allo psicologo di base messo a disposizione dall'UL7 in 5 comuni della pedemontana vittoriese. Il servizio è attivo da 7 mesi e serve un bacino di quasi 20.000 trevigiani. Si tratta di un progetto sperimentale unico in Veneto che ha tra gli obiettivi un interscambio tra medicina tradizionale e psicologia, valorizzando le rispettive specifiche competenze a beneficio del paziente ma anche dei costi sociali. Intercettare tutta una serie di situazioni che, se non preventivamente viste, in qualche modo intercettate, appunto, potrebbero tradursi in possibili psicopatologie. Un servizio nato anche a causa della crisi economica che ha fatto registrare una crescita esponenziale di patologie legate alla depressione e ha anche costretto i medici a cambiare approccio nei confronti dei pazienti. Sono infatti gli stessi medici di base a segnalare i pazienti ai 2 psicologi messi a disposizione dall'ULS. Sicuramente oggi la crisi economica è uno degli elementi che conduce le persone a tradurre purtroppo quello che è una difficoltà più carattere sociale, quindi anche territoriale e nazionale, a viverlo come un aspetto, come dire, di un deprezzamento di loro stessi. La fase sperimentale del progetto termina a ottobre, ma l'auspicio di tutti i medici e sindaci del Vittoriese è che il servizio continui e magari venga potenziato. Ed i numeri sono dalla loro parte. Il 50% dei pazienti ha risolto i problemi dopo 3 o 4 sedute. Le richieste sono in continuo aumento, con liste d'attesa che toccano i 2 mesi. 2 mesi di attesa rischiano di inficiare il lavoro che facciamo noi di invio, perché sono situazioni spesso da prendere in carico velocemente.